Il Mandrolisai è il territorio dell'ex provincia di Nuoro, compresa l'Ogliastra, con la più alta superficie abitata. Tra i primi 11 comuni di questa provincia con la maggiore superficie abitata, 4 sono della regione storica del Mandrolisai. Si tratta di Azzara con 240 ettari, Ortueri 206, Sorgono 170 e Meana Sardo 161. Il dato emerge dalle elaborazioni di Coldiretti Nuoro-Ogliastra sul report dell'agenzia Laore sul settore vitivinicolo, che domani terrà un incontro a Sorgono con tutte le cantine del Mandrolisai. Per la stessa Coldiretti Nuoro-Ogliastra, l'incontro vuole essere un momento di ascolto di un territorio importante per la viticoltura sarda, per far conoscere le proposte e le idee dei soci, mettendo a disposizione i servizi e le attività per cercare di valorizzare e far esplodere le potenzialità della viticoltura. Azzara, al sesto posto tra i comuni dell'ex provincia di Nuoro per superficie vitata con 240 ettari, sale al primo posto per numero di ettari vitati, 4,1, in proporzione al numero di abitanti. Il Mandrolisai, ha detto il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra, è una regione storica dalla grande tradizione vitivinicola, che presenta realtà molto importanti sia come cantine sociali che cantine private. L'incontro si terrà nel Teatro Comunale di Sorgono dalle 10:30. Saranno presenti i tecnici di Coldiretti Nuoro-Ogliastra per aprire una discussione libera, una sorta di brainstorming collettivo per creare idee che poi si cercherà di mettere in atto.